Dei 254 ebrei deportati da Venezia, solo 8 sopravvissero ai campi di concentramento. La prima vittima però fu proprio qui. Nel settembre del 1943 il presidente della comunità ebraica Giuseppe Ion si tolse la vita per non collaborare con i nazifascisti. Arresti e deportazioni continuarono poi fino ai primi mesi del 1945. Dal campo di ghetto sono stati portati via anche i miei, quindi per me è come se fosse un cimitero, diciamo così, allo stesso tempo è la bellezza del campo di ghetto con tutta la sua storia, che io non riesco a dimenticare ovviamente, ma la sua storia quasi finisce lì, diciamo così. C'è stato uno sterminio della comunità ebraica. Da 20 anni la giornata della memoria commemora le vittime dell'Olocausto ogni 27 gennaio, data della liberazione nel 1945 del campo di sterminio di Auschwitz. La responsabilità sociale di tutta la comunità italiana, della comunità europea, visto e considerato che sono stati scientificamente sterminati e ammazzati, assassinati 6 milioni di ebrei nei campi di concentramento. Quindi il negazionismo e il fatto di pensare che questa giornata sia solo un ricordo distante di qualcosa che non ha più senso, decisamente no. Siamo qui per parlare di una ferita che è ancora viva in Italia e in Europa. Combattere il negazionismo di un fatto storico appurato è il primo impegno rinnovato anche oggi da tutte le forze politiche. Ci sono delle cose che sono aberranti come quelle che abbiamo visto in questi giorni, dove si accusa l'ebreo anche su fatti che non esistono nemmeno, quindi è certamente una cosa, su questo dobbiamo avere noi la capacità di avvicinarci all'informazione e renderla sempre più chiara, e quindi le fake news, come vengono chiamate, devono essere cancellate definitivamente. Al di là delle legittime opinioni sulla vicenda, il conflitto sulla striscia di Gaza ha ulteriormente riattizzato focolai di antisemitismo che, come il negazionismo, secondo Dario Calimani, quando non sono in aperta malafede, si basano spesso sull'ignoranza. Confondono gli ebrei con gli israeliani, con gli israeliti. La gente non sa neanche il linguaggio che usa. Allora io dico, studiamo, e lo dico anche a me stesso, studiamo, prima di parlare studiamo. E poi cerchiamo di non spargere odio, di non scendere in trincea. Cerchiamo di creare dialogo, e lo dico in un momento in cui mi rendo conto che è solo guerra il mondo. Però proprio per questo vogliamo aumentarla?